La parola quindi al professor Filippo Del Se funziona preferisco parlare in piedi qua perché mi sembra più centrale come posizione. Si sente? Anche da allora siamo un po' mazzi. Non preoccupatevi, non voglio parlare di usiamo i libri per un uso due volumi. Ah, sì. No, questa è una fantastica pubblicità perché fa vedere che cosa servono i libri. Una volta da ragazzi si usava quando eravamo bambini da mettere in cucina, no, per andare a prendere la marmellata che era vietata, e quei libri anche questa volta ci serviranno per andare a prendere la marmellata che è vietata, e per dire una serie di cose che siano un po' anche così fuori dalla norma e da quella che ci si aspetta da una sorta di perbenismo culturale che in questo momento pervade l'Italia, ed è in questo senso molto parrocchiale, perché lo si fa tre pater alla gloria, uno si lava la coscienza e tutto continua come prima. Invece sarebbe il momento di provare a far sì che non sia più tre pater alla gloria e che si affronti oggettivamente la questione. Tra l'altro la affrontiamo nel luogo adatto. Io ho una grandissima ammirazione per Contarini, perché per quello del Cinquecento, quello che finì cardinale nominato da Paolo III Farnese, perché fu uno degli elementi più aperti proprio contro quel baciabilismo che allora affogava tutto nella stessa musica, ed era uomo tale che aprì il dialogo con Lutero, andò a fare i suoi viaggi nel mondo tedesco, tentò di rincompattare l'Europa prima che scoppiasse, e Paolo III, che non era stupido per niente, capì subito che se c'erano alcuni da fare cardinale, fu fatto cardinale senza saperlo, gli arrivò la lettera dicendo: guarda, devi fare cardinale da domani, insieme a niente meno che a Bembo e a Reginald Pole, cioè il top dell'intelligenza di quell'epoca, signori di qua, quando il pezzo era solo cinquecentesco, non quando divenne enorme, e anche di questo bisognerebbe parlare. Quindi non preoccupatevi, non parlerò di pittura, o non parlerò solo di pittura, perché gli esperti di pittura ci sono, non dobbiamo rubargli il mestiere, passano con convinzione dei pezzi sostanziali della loro vita a sapere esattamente che cosa faceva Gian Domenico Tiepolo in quelle state lì, e per fortuna lo fanno, perché se noi non lo sapessimo non potremmo ragionare. Quindi loro fanno un lavoro assolutamente ammirevole e sono bravissimi questi qua di Eletta, che fanno il business di trasformarlo in carta stampata. Mi spiace che non sia ancora arrivato Pirovano, che sostanzialmente si porta l'Eletta sulle spalle da 3-4 secoli e ha sopportato il Barone dell'Eletta, che noi iniziamo Barone dell'Eletta, adesso non più perché è passato da Mondadori, ma questa collana è nata, e vorrei rendergli omaggio, da un mio amico tenerissimo che è l'uomo più cattivo del mondo, Giorgio Fantoni, uno un torturatore al quale devo parte della mia esistenza, perché mi ricordo che io, a me è successo questa avventura bizzarra di fare politica, e dopo finita la politica di essere totalmente disoccupato, stavo in casa, mi grattavo la testa e studiavo delle cose assolutamente assurde sul monofisismo del VI secolo, e lui arrivava da me e mi diceva: dai, mettiti a giocare, mettiti a lavorare, e mi sono messo a lavorare. Quindi vivevo monofisismo, perché la grinta si trasmette, ed è bello perché la grinta è una caratteristica veneta, ed è una caratteristica veneta nelle avversità. Noi invece affronterò questo tema in un modo molto semplice, come si usava quando ero ragazzo nei collegi francesi. Quindi dice: devi parlare di pittura veneta. Allora francesi cosa fanno? Dice: devo parlare del Veneto e della pittura. Quindi scindo le due cose, parliamo prima del Veneto. Non si può non parlare del Veneto oggi, perché è l'unica regione che è stata costretta a festeggiare l'unità d'Italia dopo 150 anni quando non c'era, onestamente. Cioè è arrivata con 6 anni di ritardo. Io penso che bisognerebbe, questo te lo raccomando, guarda, è un progetto da fare, voi dovete festeggiare l'integrazione in Italia, che è una cosa diversa, fra 4 anni, nel 16, così facciamo in tempo a preparare una serie di discorsi e anche di chiarimenti mentali che non sono marginali. Attenzione, questo tenendo conto del fatto che mi sono occupato molto di questioni unitarie, per due motivi: uno per curiosità, non si può non essere curiosi di questa cosa che nessuno di noi sa ancora se sia stato un bene o una catastrofe, facciamo ancora fatica a capirlo, e poi per un motivo familiare, perché
L'unico mio parente un po' illustre del XIX secolo fu uno dei protagonisti del percorso dell'unità in Italia, ci lascia anche la pelle del 1849 a Roma, quindi mi sento legittimato, ma soprattutto perché lui era uno di quelli che era convinto che si dovesse fare un'Italia come quella di Cattaneo, che fosse totalmente federale e totalmente repubblicana, invece che ci è capitato un'Italia non italiana piemontese, parlava francese, che era monarchica e conquistata. Non abbiamo ancora capito bene la faccenda, e allora pensare che il Veneto possa affrontare un'ipotesi assolutamente unitaria, sono molto legato al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che stimo moltissimo, ma che si possa affrontare un tema di un'Italia fra 4 anni, vista dall'altro punto di vista mi piacerebbe molto, tanto più che il Veneto ha sacrificato delle energie folli nella partecipazione all'unità d'Italia. Attenzione soprattutto, questo faccio la premessa per parlare di cultura, non preoccupate, la cultura politica, ma se la cultura non serve a cosa non serve a niente, cioè la cultura è la massima testimonianza della densità della nostra storia. Cioè noi troviamo nel dipinto, guardato con attenzione, una serie di prove per delle ipotesi di lavoro che noi abbiamo che altrimenti non sarebbero mai comprovate. Perché mi interessa questo fenomeno unitario? Perché il Veneto partecipò con energia ad un rinnovamento della sua vita di comunità con l'idea di diventare italiani, anche se ha fatto poi fatica italiani, non sono mai riusciti a mettere neanche la I in italiani, c'è italiani ancora, non italiani, c'è italiani. Però questi italiani qua sono quelli per i quali il giovane Antonio Carpenè andò a partecipare ai monti risorgimentali. E cosa rappresenta? Mi ha colpito molto Carpenè, di cui non sapevo niente, l'ho scoperto l'anno scorso, mi ha colpito moltissimo questo giovane ragazzo che fa il chimico, partecipa ai movimenti garibaldini, partecipa all'unità d'Italia e poi dopo inventa le bollicine. Cioè, noi siamo pieni di bollicine perché lui, che era amico di Coccolo, del Pacino e di Pasteur, ha inventato le bollicine in Italia e ha lasciato un'eredità formidabile. È bello parlare di Carpenè in casa con i Tarini perché sono due Italie opposte che si affrontavano allora. Una vecchia nobiltà totalmente decrepita che deteneva solo il controllo agricolo e voleva un Veneto che sarebbe per sempre dovuto essere agricolo e schiavo, e una nuova borghesia che cresceva, si stava facendo i muscoli e voleva diventare imprenditoriale. Questa è la storia dell'unità d'Italia, ma non solo, è il motivo per il quale il libro che abbiamo ancora tutti in casa, Tommaseo, quello sui sinonimi, fu scritto da quello che guidò la rivoluzione del 48. Quindi il Veneto rappresenta in fondo la voglia di cambiare una realtà sociale e politica, inserendovi dentro la determinazione degli intellettuali e degli artisti e la voglia di una classe borghese nuova che vuole giocare il proprio ruolo nella storia. Cosa fortissima, tema che non si è affrontato molto sull'unità d'Italia e che invece sarebbe molto divertente affrontare oggi, perché darebbe anche un altro vigore a tutta la questione, ma ci permette anche di leggere la faccenda in un modo diverso, perché io l'Angelo Tavolo mi è piaciuto quello che ha detto, ma sono d'accordo fino a un certo punto. Io sono convinto che il Veneto operoso e lavoratore, quando ha visto la vita del signor Conte, non si è migliorato, mica messo una mano. Ha detto, io lì mi vendico, cioè io vendico col capannone messo davanti alla villa 6 secoli di frustrazioni. E è stata la ghigliottina della vostra rivoluzione. La vostra rivoluzione industriale ha avuto una ghigliottina in capannone davanti alla villa. La distruzione del Brenta, l'annullamento del terrario e la demolizione del paesaggio più bello d'Europa. Avete la dovere, avete fatto la rivoluzione. Io vi posso giustificare in quanto una parte della mia composizione cromosomica è francese e le colpe della rivoluzione francese sono molto maggiori, cioè noi siamo andati davanti a tutte le chiese e abbiamo martellato via i santi, i re e le statue per dimostrare che avevamo fatto la rivoluzione. Voi avete solo martellato via la vista del paesaggio. Allora, in questa fase dove il passaggio è in corso e dove la rivoluzione è stata fatta, i Lucchetta ne sono la prova, i Gavito, no? La rivoluzione è stata fatta e viene questo
frangente si può immaginare una piccola restaurazione. Si può immaginare che questo paesaggio, questo formidabile estetico per chi stava ricco, frustrante per chi stava dall'altra parte, queste ville bellissime per chi ci stava dentro, un po' meno belle per quelli che da lontano ne vedevano come luogo della loro obbedienza, della loro dedizione, del loro sudore, che tutto ciò possa essere ricomposto in una nuova estetica da proporre e sulla quale le domande sono tutte aperte, perché questa mattina ci siamo svegliati a Padova in un albergo dove vado di solito, però dove andiamo con i campieri. Abbiamo guardato un po' gli alberghi di Padova, sono molto più modesti di quelli della Toscana, gli alberghi veneti. Non c'è una bella tradizione di belli alberghi, infatti. Io guardo una scivolata, una vasca da bagno, ho chiuso male una roba per fare la doccia, era simpatico, però mi sembrava ancora di essere uno studente universitario, non un vecchiaccio che ormai vuole delle comodità e lusso. Io appartengo a una categoria che è molto vicina a quella che usava quella carogna di Leo Longanesi quando parlava di Curzio Malaparte. Lui diceva di Curzio Malaparte amava la mamma e il Grand Hotel. Amava la mamma e il Grand Hotel. Ora la mamma non ce l'ho più, ma il Grand Hotel potrei ancora averlo. Quindi il Veneto ha garantito fino adesso in un modo assolutamente ininterrotto un altissimo livello di qualità di alimentazione. Si mangia benissimo, molto spesso e quasi ovunque. Non ha mai pensato di diventare una struttura turistica vera, perché avrebbe degli alberghi corrispondenti, avrebbe un sistema di difesa paesaggistica corrispondente, avrebbe una comunicazione molto più forte. E allora mentre ragionavamo questa mattina intorno a una prima colazione molto frugale, devo dire la verità, andiamo pensando alla e ci ho detto, ma perché la gente non viene a fare turismo del Veneto? Perché vanno solo a Venezia. Cioè il turismo mondiale va a Venezia e non sa che può venire nel Veneto. E poi così un po' delusi sono sceso nella hall e mi incontro un signore molto simpatico che mi fa: posso fare una foto con lei? Perché mi succede sempre dalla televisione a questo effetto bizzarro, no? Che uno diventa noto anche al di là dei propri meriti. Guardate quella definizione politica. Questo signore mi ferma, facciamo una fotografia, parla in italiano carino ma accentuato e mi dice: ah guarda, io la vedo sempre in televisione, sono brasiliano. Ma come? Io la vedo in Brasile in televisione e amo l'Italia, dall'82 vengo in Italia sempre a fare le mie vacanze in giro tutta l'Italia. Con i miei figli ho imparato il dialetto da fare il professore, faccio il sociologo, quindi mi sono trovato un esempio di un essere evoluto che viene da un paese lontano, che si interessa. Io guardo la sua trasmissione perché io voglio capire di più la cultura degli italiani, lei la spiega bene, interessato agli affari nostri, e che noi dimentichiamo di chiamare. Cioè non abbiamo nessun link vero, facciamo delle borse del turismo che sono tristissime, sono delle cose che forse vale la pena ridipingere integralmente, così come sono non va bene. Comunichiamo in un modo assolutamente disorganico, non abbiamo la volontà in fondo di farlo, e fino a ieri probabilmente non ne avevamo neanche, non ne sentivamo neanche veramente il bisogno. Lo sentiamo di Lucchetta perché sono bizzarri. Stare insieme non è una malattia diffusa, perché infatti loro vanno diffusi per ammalare anche gli altri su questo argomento, ma non è una malattia molto diffusa. Lo sapete anche voi, fate dei fundraising per delle operazioni culturali e vedete con quale fatica raccogliete i soldi, non è una cosa che viene in un attimo, soprattutto con i chiari di luna che ci sono adesso e col fatto che il denaro pubblico lentamente sta evaporando e fra poco non ci sarà quasi più. Allora la società è pronta a partecipare alla società civile come la si chiama di solito? No, non so ancora. Però c'è un fatto molto importante che è avvenuto, e che il mio amico Marino Giordato ha compiuto gli anni, ma non che ha compiuto gli anni, attenzione, faccio gli auguri, ma che lei ha compiuto da assessore alla cultura e contemporaneamente da vicepresidente, cosa che di solito non succede. L'assessore alla cultura non gli danno niente, neanche la vicepresidenza,
E il fatto che la Regione Veneto abbia riconosciuto questa duplice funzione di vicepresidente della Regione e di assessorato alla cultura mi fa comunque pensare bene e getta una luce in questa direzione. Cioè è probabile, e ne sono convinto, i segnali sono tanti, che il Veneto abbia una voglia di cambiare direzione, anche perché, continuando io a credere che l'Italia debba essere federale, il mio affetto per alcune regioni d'Italia, e devo dire quelle che amo tutte oggettivamente sono il Veneto e la Toscana, viene dal fatto che quando penso al Veneto e alla Toscana penso a due stati. Hanno una loro lingua, hanno una loro cultura, hanno una loro tradizione e lo hanno così fortemente che la loro architettura non si trova da nessun'altra parte. Se io vado a Bayonne in Francia e poi torno a 1000 chilometri di distanza, trovo sostanzialmente la stessa mairie, la stessa casa comunale, trovo in alcuni casi gli stessi tetti di ardesia dalla Normandia fino a giù a Bordeaux. E qui no, cioè quando sono nel Veneto sento fisicamente, guardo tutto ciò che vedo, parla Veneto, l'architettura, i rapporti, l'estetica, la densità, tutto parla Veneto. Quando vado in Toscana tutto parla Toscana. Quindi sono stati veri integrati in uno stato più grande, ma che devono avere il coraggio di sentire che sono stati veri. E allora diventa interessante parlare di pittura, perché la pittura è la testimonianza perfetta di questa autenticità e anche della storia del Veneto. Come diceva un mio amico molto simpatico parlando dell'estetica della prima metà del 400 a Venezia, che è difficile da definire perché ci sono ancora dei pittori che sono molto carini, penso al Vivarini che nasce proprio in laguna, no? Penso ad alcuni della costa complessivamente adriatica che lavorano intorno a Venezia, e si pensa anche all'architettura, quella tanto costica veneziana, non ancora diventata rinascimentale. Cosa il mio amico dice? Non ti preoccupare, che Wall Street non vuole stile, perché Wall Street era la Venezia di allora, dovendo dialogare con il mondo intero, non poteva imporre un suo stilema come unico vettore, doveva avere i tedeschi da un lato, i Cicciaboni dall'altro, un po' di dialogo col turco, un po' anche i latini, anche i papalini erano tollerati, cioè perché era un grande punto di incontro di scambio. Aveva forse più carattere già in quel periodo il Veneto di Venezia, perché aveva una sua storia che stava lentamente spegnendosi. La storia di Padova era già stata capita, la storia delle aree nord di Venezia erano già state intromesse, quelle un po' più verso occidente stavano già preoccupandosi, perché sapevano che fra poco sarebbero state bagnate da Leone, no? Ma avevano dei loro caratteri. Venezia era la sommatoria mescolata di questi caratteri e la sua estetica ne era conseguenza. Io ho un affetto assoluto per Carpaccio, perché è l'unica pittura sonora che io conosco. Se voi mettete l'orecchio su un quadro di Carpaccio sentite già quell'esso veneziano, no? È un'architettura perfetta che non è mai esistita, perché lui non le ha mai viste le architetture, le ha raccontate al Baccaro, le ha fatto vedere i 3 disegni. Si immagina che ci sia un rinascimento fatto di archi, di torri, che le rappresenta come li viene secondo la sua fantasia, ma quello che conosce fino in fondo è il dialogo degli ambasciatori, della gente del porto che parla, sui fiori che vanno in giro, sono i tappeti messi sui bordi perché ci si appoggia sopra. Cioè lui è un narratore dei rumori veneziani esattamente come se avesse già nell'orecchio quello che scriverà Goldoni 2 secoli dopo. Questo ne fa un personaggio formidabile, però totalmente cittadino. Non è mai esistito un pittore cittadino come lui, e come sono tutti i cittadini veneziani loro. Pensate al fatto che in fondo il primo del Terra, come si dice a Venezia, il primo del Terra che io comincio a operare, che il vecchio era lì di Carpaccio, però per far carriera sul serio deve rimanere del Terra, cioè, ma tocca un po' sti bellini veneziani che sono veramente loro ieratici, astratti, cittadini, metallici anche talvolta, proprio di pietra, sono quella roba lì che non si sposta dalla cultura patriarcale. Li frequento, ci si sposa anche in quell'ambiente, però per far
fare li fa a Ferrara, li fa a Padova, poi li farà alla grande a Mantova, e porta però il primo germe della vera storia del Veneto, che è la conflittualità fra tre categorie: de mar, de terra e de terraferma. Sono tre categorie che sono completamente diverse e che corrispondono a culture diverse. Per Milano è di terra, però qui siamo a terraferma, ma è una cosa ancora, nel senso che anche più avanti nella storia alcuni veneziani diventeranno veneti, ma sempre di terra. Cioè in fondo il Giambattista per 30 anni fa il primo, fa bambino che era famoso, no? che è Gian Domenico. Giambattista era a Venezia, Gian Domenico lascia Milano, però ancora Venezia non è come qua. Qui è un altro mondo, cioè qui è il mondo della terraferma vera, cioè quello lontano. E il mondo della terraferma vera è quello che corrompe Venezia. Questo è fantastico, perché è il primo che comincia a considerare che esista come obbligo un intero dialogo fra questa struttura totalmente cittadina della pittura e il mondo dell'aria, quello che c'è intorno. Questo è il motivo per il quale mantiene a fare buco nel soffitto della camera degli sposi, perché gli manca l'aria, cioè deve tirare fuori l'aria. Questo è il motivo per il quale tutta la pittura della camera degli sposi è ciò che appare dietro i tentaggi, dietro le colonne dove passano i personaggi. Mantiene il primo che rompe il sistema, e lo rompe talmente bene che questa sua rottura avrà degli echi infiniti fino a Roma, dove negli anni della fine del 400 appare per la prima volta la pittura murale totale, quella della Farnesina, nell'architettura di Peruzzi, dove si vedono le colonne per guardare fuori, poi ovviamente si guarda fuori il dipinto, no? Ma questa rottura del rapporto cittadino avviene con la gente di campagna, e da quel momento in poi si forma una curiosa dialettica veneziana che io, riprendendo una favola di La Fontaine come tale, non mi permette di dire le cose che se le dicessi senza usare la citazione sarei considerato irriverente, ma la vera questione veneta è fra il topo di campagna e il topo di città, perché il topo di campagna rode il potere del topo di città, e il primo vero topo di campagna è la Castelfranco, cioè quando il Zorzo arriva fa capire ai veneti di città una cosa alla quale non avevo mai pensato, che la pelle delle ragazze è fantastica. Vi porta un messaggio che è il messaggio più profondamente campagnolo che il Veneto porta avanti fino ad oggi, perché pare che sia ancora vero oggi, porta avanti questo messaggio che è quello della fisicità, quello della sensualità, che non era prevedibile nel Ciacolesso, perché il Ciacolesso è mentale, il Ciacolesso è politico, la sensibilità e la sensualità è una cosa che veramente determina la campagna, e la determina in un modo talmente significativo che quello che poi lo segue immediatamente prende al posto dei Bellini, che Tiziano cambia il destino, cioè Tiziano porta giù dal calore non solo gli alberi che vende per fare le navi con i quali fa i primi soldi, ma porta giù dal calore una visione dove la natura, la fisicità, la tensione, l'umidità corrompe integralmente la pittura severa che fino allora aveva dominato la vita sociale della Repubblica Serenissima. E una volta arrivato lui ormai l'argine è rotto, possono arrivare anche gli altri, cioè arriva addirittura uno che praticamente viene dalla California, che è veronese, cioè Verona ha messo tutto il gioco veneziano, era il posto più lontano all'occidente possibile, era quasi già Bergamo, cioè era di là un posto dove il Far West del Veneto, no? E arriva questo del Far West e che porta la sensualità, la sua esplosione totale. E da quel momento in poi è nato il cocktail veneto, e sorge anche una questione molto curiosa. Dovrei parlarvi di Carlo Marx. No, dovrei parlare di Carlo Marx, cioè tutta la cultura, tutta la storiografia in un qualche modo che tenta di affrancarsi dal positivismo duecentesco, che era già un'etica non da poco, passerà attraverso un lungo periodo di lettura materialistico-storica, in base alla quale chi dà le tracce più banali di base reputa che sia assolutamente necessario un rapporto fra la solidità delle infrastrutture e la potenzialità delle sovrastrutture,
cioè che solo i paesi che hanno economia forte, politica forte, nasce una cultura altrettanto forte. Questo perché chi studiava quegli argomenti era in gran parte o di ambito tedesco o di ambito francese. Scusate, e per i francesi il rapporto naturale fra Colbert, Luigi XIV e il secolo fantastico del Re Sole era automatico. Nel Veneto questo si contraddice integralmente, cioè il Veneto più perde potere più assume qualità estetica. È una cosa unica al mondo, cioè non si verifica quasi da nessun'altra parte della specificità del Veneto, perché il grande salto di Venezia del Veneto avviene dopo la Lega di Como, dopo il 1508. Con il 1508 ormai è sancito che il potere non sarà più il potere militare e il potere commerciale sull'oriente del Mediterraneo. La questione bizantina è risolta definitivamente, cioè non sono più tante speranze. Il turco ha vinto, ci si prova ancora Lepanto, però Lepanto è più che altro una sorta di festosa catastrofe militare vittoriosa, ma non è un rovesciamento ormai delle linee che la storia ha intrapreso. Col 508 si sposta tutto, cioè Venezia scopre che deve diventare intera e che diventare intera lentamente perderà quel potere egemonico che aveva avuto nel Mediterraneo durante 3 secoli e mezzo. Però fa la scelta della terra e nel fare la scelta della terra fa anche la scelta organizzativa incredibile della terra, cioè inventa queste ville, decide che l'amministrazione dei territori agricoli si svilupperà attorno a centri di produzione, che sono poi le ville cinquecentesche, perché le ville scendono da robe un po' più vecchie, ma diventano quello che sono solo nel Veneto, perché sono ogni volta il punto centrale di un sistema produttivo. E sono il punto dove il patriziato trova le forze per passare l'estate, ma perché viene l'estate poco per divertirsi, ma soprattutto viene qua per contare i soldi guadagnati durante l'anno di produzione agricola. Cioè questi diventano i centri di un'altra cultura. E tra l'altro è un tema che affronto spesso e mi diverte moltissimo, che è il caso Palladio. Cioè Palladio è una sorta di legittimatore dell'abbandono della senatorialità della vecchia Repubblica, cioè Venezia si sentiva veramente l'erede del Senato romano e dell'etica del Senato romano in tutte le sue declinazioni. L'etica della Repubblica Serenissima è formidabile, quella che obbligava tutti i membri di una famiglia, quando uno veniva eletto d'oggi, per abbandonare gli incarichi pubblici, figuriamoci perché se oggi. Palladio è un genio, gli dice guarda, puoi anche smettere di fare il senatore, ti vai in campagna mettenendo 4 colonne ben fatte e rimani senatore. Cioè inventa un'architettura etica che rappresenta una pulsione profonda e però la declina lasciando tutto tranquillo, tutto così come vai in campagna, faccio la fabbrica senatoriale. Questa fabbrica senatoriale andrà a mescolare le 2 grandi culture esistenti della pittura, sia quella di città che quella di campagna, e formerà delle meraviglie. Nel massimo della decadenza avviene il massimo della meraviglia. Il massimo della meraviglia poi prende 2 strade anche in quel momento lì, una che è Sunnio, è già turistica, perché tutto il culto e la cultura canalettiana e melodiana è quella di chi fa il quadro ricordo, cioè la quota di dipinti loro paesaggistici che rimangono qua è scarsissima rispetto a quella che viene esportata, perché la gente porta via il cartolone come il cartolone su di, essendo Venezia comunque la meraviglia in assoluto, il luogo impensato, però ormai il luogo conta poco, ma conta veramente poco? No, ha optato per un godimento che riesce a compensare il crollo di potere. Questa è la cosa interessante, cioè è nella musica che vince la battaglia, è nel teatro che vince la scommessa, è nelle atmosfere incredibili che racconta Pietro Longhi con Rinocerontone che vince la scommessa, è nell'influenza che avrà sul mondo intero, nel rispetto che avrà nel mondo intero per la eleganza dei suoi gesti, più che per la forza dei suoi commerci. E nel frattempo il Gran Consiglio sonormente decade dal punto che alla fine, quando
arriverà il Bonaparte con un colpo di cannone tira giù la Saracinesca e la faccenda è finita. Però in questa decadenza formidabile ci sono dei momenti di una qualità assolutamente insuperabili. Per me i Tiepoli, Baudo e Figlio sono sostanzialmente gli inventori del cinema, cioè la capacità che loro hanno di rappresentare i tagli di quello che noi faremo quando passiamo dalla foto al film, di avere questa dinamicità incredibile dove tutto incombe, tutto si muove, tutto è pulsione, tutto è godimento e tutto è un cocktail fra salsa e energia. Parlo dei capolavoristi nati, non per niente il loro successo in Europa è garantito. Allora cosa succede? Che cala il potere, ma il Veneto scopre che la qualità del manufatto è un'alternativa al calo del potere. E questa qualità del manufatto non va guardata solo ed esclusivamente nella pittura, sarebbe troppo riduttivo, ma guardando in tutto il modo di fare manufatti, va guardato nell'allargamento di questa villa che passa dalla sua funzione severa, cinquecentesca, contariniana, a diventare una macro unità di produzione che si autocelebra ogni anno e che allarga le sue ali nel 600, si conclude un cortilone magnifico e dove qui ci si diverte sul serio, un inglese arrivava qua e diceva ecco dove devo imparare a fare le cose e infatti ce le copiano. Diventa un esempio di stile di vita. Ebbene, quel XVIII secolo veneziano inventa la base di gran parte del vostro successo di oggi, che è la determinazione dello stile di vita come una cosa esportabile, della qualità dei manufatti come oggetti che non devono necessariamente essere costosi, ma che devono assolutamente essere sofisticati e gradevoli. Guardate il caso formidabile che è uscito per non parlare solo di pittura, io non parlo mai solo di pittura, non ce la faccio, comunque è uno, e poi perché credo che la testimonianza visiva sia complessiva, cioè non possiamo ridurci a pensare, molti delle generazioni precedenti pensavano che la storia dell'arte fosse la patologia che passava da un pennellino all'altro, no? E allora diceva questo discende da quell'altro, ma ormai non ce ne frega niente più dalla faccenda lì. Ci interessa sapere qual è il dialogo fra questa estetica e quella di Brustolon che in Italia è legno morbido, per quale motivo Brustolon risponde ad una Francia parigina che fa tutto il bronzo dorato spendendo delle fucilate, mettendosi lì a tagliare col coltellino e a fare dei punti che sono 3 volte più belli, 3 volte più vivaci, perché sta inventando un design, sta inventando una parte delle legittimazioni dei prodotti che fanno i vecchi oggi. Allora diventa interessante che la vicepresidente sia assessore alla cultura, perché diventa un sostegno alla struttura economica del Veneto e diventa anche uno che legittima le spese, perché queste spese possono servire riscoprendo quello che è il meccanismo formidabile del Veneto storico, riscopra anche l'energia che ci vuole per diventare competitivi domani mattina. E si potrebbe anche arrivare ad una conclusione molto semplice e anche simpatica, che togliere 3-4 capannoni, ridisegnare il paesaggio, avere coraggio di un'operazione addirittura controrivoluzionaria talvolta nei confronti della ghigliottina pubblica, non è un fenomeno retro, un fenomeno romantico per delle vecchie signore o dei vecchi professori come me che tra poco saranno sedere all'hotel e verranno spinti da una badante est europea a vedere dei paesaggi rifatti. Non è quello lo scopo, è che ritornare alla forza dell'eredità culturale vuol dire formare la forza di domani della competizione, cioè che le aziende di qua non c'è niente da fare, il cinese le farà sempre a prezzo minore le robe, ma quello che fa il cinese non vale niente quando il cinese viene portato qua davanti, perché qua davanti anche il cinese si genuflette. Allora però per ottenere una buona genuflessione il meccanismo va controllato fino in fondo, cioè, ricordiamoci come faceva il parroco, metteva anche le rose per terra per il giorno del Corpus Domini, cioè erano robe fatte sul serio. L'estetica deve essere totale perché l'estetica è quella della comunicazione, non è l'estetica di pochi raffinati, decadenti che vorrebbero ritornarsi indietro, è l'estetica di una società che si promuove e che capisce che in quelle radici fa il suo salto in avanti.
E attenzione che questo meccanismo dell'estetica veneta non è per niente scomparso per l'Italia, perché se penso ad alcuni degli artisti più commoventi del XX secolo, contaminati da parte di esseri veneziani, quanto è vicino a guardi un artista come Boldini, che ha la stessa limatura nel suo dipingere in grande che Guardi aveva nel fare una vela oppure un movimento dell'acqua o un remo che cadeva nell'acqua. Quanto è uguale, ma quanto è uguale ai lavori che faceva Tancredi per la Peggy Guggenheim, cioè quanto è uguale al culto di vedova, cioè quanto è vecchio tutto questo linguaggio visivo e quanto lo è per arrivare a Carlo Scarpa. Allora questa è un'eredità formidabile, perché tutto si concatena, dove le cose, i pezzi sono da mettere insieme e dove questi pezzi messi insieme danno un'energia fantastica. Allora l'unica cosa che dobbiamo dire molto seriamente è all'altro: tiriamoci verso il caminetto, tiriamoci il Kalashnikov per difenderla questa realtà. Noi abbiamo lanciato una parola d'ordine molto simpatica, perché 2 settimane fa avevo convocato una sorta di incontro pubblico a Tivoli, uno dei luoghi più importanti della cultura occidentale, totalmente demolito dagli abitanti che ne hanno fatto una sorta di pattumiera, e la Presidente della Regione ha detto vabbè, già che era fatta loro ci metto anche io la mia, no? E ha deciso di mettere la pattumiera di Roma a 700 metri dalla villa di Adriano. Noi abbiamo fatto una convocazione, ogni tanto lanciamo questa parola d'ordine seguitali, perché non vogliamo in inglese, in quanto l'inglese è il latino di oggi e l'Italia non appartiene agli italiani, l'Italia appartiene, cioè questo è anche bello, noi siamo un grande paese prostituito, cioè apparteniamo a tutti, chiunque vuole può possedere l'Italia per un pezzo, ed è così perché l'Italia ha generato il mondo, cioè la nostra estetica ha generato una parte dei giardini inglesi, dell'estetica inglese, Roma ha generato gli Stati Uniti, quanto la Francia, Tubinga e Oxford, cioè il mondo deriva da noi, quindi seguitali è una parola d'ordine che si può lanciare. Ed era questa una cosa molto carina che la vecchia Cavaleri ha commentato l'evento dicendo: è nata la rivoluzione degli educati. Non è male. Allora ho detto: ma che simpatica, perché si vede che si ragiona anche a 90 anni se si svegli. Ho detto vabbè, allora facciamo la guerra civile. La guerra civile non vuol dire che spariamo, facciamo la guerra fra i civili e gli incivili, perché esistono i civili e gli incivili. Noi facciamo la guerra civile. Allora faccio un appello ai politici: se è la guerra dei civili contro i non civili, se è la guerra per difendere i nostri interessi, la nostra storia, i nostri volumi e letta della storia della cultura veneta, la nostra capacità di determinare il nostro percorso, e tutto questo all'interno di una struttura integrata che non abbiamo capito ancora che cos'è, ma che è l'Italia e sarà quello, perché mi piace il tricolore, è molto elegante, per un fatto proprio di estetica. Allora, se così è, perché mai la Biennale di Venezia è in mano da 10 anni a degli straccioni che ci vengono imposti una volta da una scuola tedesca, una volta da un business americano? Il simpatico dottor Baratta, una brava persona, che però non ha titolo, non ha scritto un libro, non si intende dell'argomento, non ha una cattedra, non ha mai insegnato, non ha mai comunicato, non ha mai ricercato, non ha mai studiato, come l'unica qualifica vera è cognato della signora Branco, quella dei medicinali. Come mai lui può riunire il consiglio della Biennale e dire arriva solo Emanuele Alleluia, quello di Roma, e dire che lei non pensi neanche a dire la sua, perché tanto gli altri non vengono, già deciso l'Italia, e mette il ghostwriter di Cathedral che lavora per 3 aziende di New York e di Londra, e voi non vi ribellate. Allora, vogliamo salvarla l'Italia, il Veneto, questa nostra roba? Bene, ribellatevi in una guerra civile contro i civili, e questo è il motivo per il quale è utile pubblicare